C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Centro Anch'io, grazie per essere così numerosi. Oggi vi raccontiamo una bella passeggiata a Montecampione, sì, tutti a Montecampione da Bovegno. Questo itinerario inizia presso il Santuario della Misericordia di Bovegno, dove si stacca sulla destra una stradicciolo in salita che raggiunge la località Croce. Si arriva alla deviazione a sinistra, si entra nel bosco per poi proseguire in cresta fino al roccolo della Passada e dal successivo bivio nei pressi della punta del Castel Vanil. Si continua fino al roccolo di Bertaeto e al vicino roccolo del Cucchetto per poi raggiungere Malga Gandina Bassa. Da qui parte un sentiero che in un'ora di cammino porta al Goletto delle Corti e con ripida salita senza traccia si raggiunge Montecampione a 1827 metri. Il rientro verso la località Prati Magri e quindi a Bovegno. Anche oggi un'espressione davvero molto utilizzata dalle nostre parti, è il tira pögna cope nie bastù. E siamo andati a interpellare qualche amico. Vedete che sono amici, siamo davvero in compagnia di amici, siamo all'Ottica Renzo in via Don Vender al numero 12 a Brescia e siamo insieme a Luca. Caro Luca, tu conosci, frequenti qui, che stai facendo? Perché sei venuto qui all'Ottica Renzo? Compro. Per la gioia di Alberto, che è il titolare di Ottica Renzo e dei suoi validissimi collaboratori. Davvero, come ti trovi? Che cosa devi comprare? Gli occhiali nuovi per lavorare. Sì. Quindi adesso dovrai lavorare, perché gli occhiali nuovi non hai più scusa. Vedrò meglio il mio lavoro, ecco. E pure meglio magari anche il capo, quindi. Speriamo. Senti Luca, a questo punto dici di che ti occupi, cosa fai? Sono un operaio. Tutto a posto? Tutto bene, grazie. Grazie per giocare con noi al nostro modo di dire un proverbio in dialetto bresciano. È facile secondo me, forse anche tu l'hai sentito, è il tira gne cope gne bastù. Che significa? Che vuol dire? Si usa tantissimo, vuol dire che non stai più in piedi. A te qualcuno, magari qualche tuo amico familiare l'ha mai detto questo? Tutte le domeniche. Perché la domenica ti dicono il tira gne cope gne bastù? Per la stanchezza della settimana lavorativa o per la stanchezza del sabato sera? Per quella del sabato, vedi che lo sai. E dopo Luca un'altra giovane cliente di Ottica Renzo. Come va qua Ottica Renzo? Che fai qua? Ovvio che non sei venuta ad acquistare il pane, questo lo sappiamo, però sei una cliente abituale oppure ti trovi qui per caso, te l'hanno segnalato? No, non per caso, conosco Alberto e devo fare gli occhiali nuovi e quindi sono venuta qua. Si sta applicando, è bravo? Bravissimo. Oh, chiedi lo sconto poi, alla fine. Sì, assolutamente. Anche voi a casa che seguite Teletutto, chiedete lo sconto Ottica Renzo quando venite, vedrete, vi troverete bene e alla cassa ancora meglio. Allora, come ti chiami? Stefania. Stefania, e tu lo capisci un po' il dialetto bresciano, qualcosa? Sì, dai, qualcosa sì. Lo parli anche o lo capisci solo entrambi? No, però capire più o meno capisco. Ecco, allora, questa è un'espressione molto usata dalle nostre parti, che mi auguro non ti abbiano mai rivolto, ma che tu magari hai rivolto a qualcun altro. È il tira pögne cope gne bastù. Che significa? Essere stanchissimi, sfiniti, non farcela più. Quando a te capita di tirare pögne de cope gne de bastù? Quando vado a camminare con mio marito che ti fa fare 6-7 ore di trekking, tire più né cope né bastù. Allora marito, teniamola bene a ste povera moglie, dai, se tu sei abituato allenato le fai, lei magari si ferma un pochetto prima, no? Sì, Per orato la tua casa, altrimenti poi non tira né de cope né de bastù. E lui tira sempre sia di cope che de bastù, anche lui ogni tanto c'ha qualche momentino così. No, è bello allenato lui, quindi va. Quella va. Va bene, allora con questa simpatica espressione qui da Ottica Renzo in via Don Vender numero 12 vi salutiamo. Alla prossima, ciao!